Siamo all'Hotel Plaza di Mestre, dove sta per aver luogo la presentazione dei candidati per la provincia di Venezia del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale Veneto. Siamo con Erika Baldini, consigliera uscente, unica rappresentante della città di Chioggia nel Consiglio regionale uscente e anche una persona che ha sfiorato la candidatura alla presidenza della regione per il movimento, andata invece ad Enrico Cappellini. 5 anni in Consiglio, 5 anni difficili dell'opposizione, ma anche qualche risultato raggiunto. Sì, grazie Enrico, grazie per quelli che ci ascoltano. Questi 5 anni sono stati vissuti intensamente e voglio dire, ho portato anche a casa degli importanti risultati. Proprio ieri sera abbiamo festeggiato con tutti i cittadini residenti della Riva Cosenzo questo risultato storico atteso da un secolo nella nostra città, ovvero la soluzione al problema delle loro case in area demaniale che finalmente sono ritornate di proprietà ai loro legittimi proprietari, appunto. Altre questioni riguardano più che altro la parte della pesca, quindi un bonus di 950 euro riconosciuto a tutti i pescatori in questa fase difficilissima del coronavirus, e poi tutto l'impegno mio sul trasporto pubblico locale per avere servizi finalmente adeguati e in maniera sufficiente, cosa che invece in questa regione è sempre mancata in un'ottica di organizzazione a livello provinciale, ma anche una battaglia per l'ambiente, quindi ricordiamo tutto il discorso del deposito di GPL, per un ambiente più pulito, libero appunto da sostanze inquinanti, la battaglia contro l'inceneritore di Fusina, insomma tutte questioni ambientali importantissime che sono sempre state o sottovalutate o addirittura avallate proprio dalla regione perché è una regione fortemente connaturata da centri di potere che si perpetuano da decenni, e questa cosa secondo me in un momento come questo non è più sostenibile. Serve un cambio di paradigma e quantomeno una persona che possa fare gli interessi di un territorio che è sempre stato considerato di serie B, con dei cittadini che purtroppo sono rimasti sempre tenuti ai margini, forse perché magari un po' diamo fastidio a volte, no? Siamo coloriti, siamo orgogliosi di far parte di un territorio bellissimo, straordinario, e meritiamo il dovuto rispetto e la dovuta considerazione. Ripeti spesso appunto che la città Zaia dimentica alcune parti della regione. In questi giorni si è verificato un caso che ha riguardato Cavarzere, ma potrebbe riguardare benissimo Chioggia, Ancona, comunque la provincia sud o altre zone, relativo ai migranti positivi trasferiti dalla Croce Rossa di Jesolo. Hai usato parole molto dure, in questi mesi ovviamente si parla molto di sanità, una gran parte del bilancio regionale è nella sanità, e si è parlato anche molto di residenze per anziani. Sì, io faccio parte della commissione d'inchiesta proprio per capire come è avvenuta la gestione del coronavirus all'interno delle case di riposo, rappresento nella commissione il Movimento 5 Stelle, sono onorata di farne parte, però purtroppo so anche che martedì è l'ultimo giorno di questa commissione e quindi penso che il tempo di indagare a fondo sia veramente scarso, e quindi sarà uno dei miei impegni quello, nel caso venissi rieletta, di far riaprire la commissione e di indagare su cosa veramente è andato storto, cosa si poteva gestire meglio per evitare che si verifichino casi